È la più grande protesta studentesca in Sudafrica dalla fine dell'apartheid. Centinaia di studenti sono stati respinti dalla polizia a Città del Capo quando cercavano di avvicinarsi al Parlamento, dove il ministro delle Finanze illustrava la legge che aumenta le tasse universitarie. 30 studenti sono stati arrestati e incriminati per atti di violenza. La gente cita Nelson Mandela dicendo che l'accesso all'istruzione è un diritto, per questo ci siamo emancipati. Ma ora l'istruzione ha un costo, per studiare devi avere un reddito adeguato. E questo a causa della nostra storia significa che molti cittadini sono svantaggiati, la gente di colore è svantaggiata in questo paese. La protesta è iniziata una settimana fa e coinvolge 14 atenei. Il presidente della Repubblica Jacob Zuma ha dichiarato di comprendere le ragioni della protesta e le conseguenze dell'aumento delle tasse universitarie sulle fasce più povere della popolazione. Per questo si è impegnato a ricevere questo venerdì una delegazione di studenti insieme ai vertici di alcune università.